Gli ospedali dell'ULSS 4 si fanno trovare pronti alla fase 2 e per garantire gli accessi in sicurezza per utenti e personale sanitario, da questa mattina l'ingresso degli ospedali e dei servizi territoriali avviene sotto il vigile controllo di addetti incaricati alla sicurezza. Noi abbiamo scelto come azienda di garantire la sicurezza degli ingressi nei nostri ospedali attraverso una gara che abbiamo fatto tra varie agenzie di sicurezza. L'agenzia che ha vinto ci permette di controllare 18 ingressi nei 3 presidi ospedalieri di San Donato, Portogruaro e Jesolo e nelle più importanti sedi distrettuali. L'ospedale deve garantire sicurezza a tutti, sicurezza agli utenti ma sicurezza a tutti gli operatori della sanità che vi operano dentro. E per questo motivo noi abbiamo fatto questa scelta di questa agenzia di sicurezza proprio perché attraverso loro garantiamo proprio che gli accessi siano perfettamente controllati da professionisti. L'incaricato verifica il motivo dell'accesso, quindi effettivamente vede se deve fare una prestazione oppure è semplicemente un visitatore perché deve andare in reparto a trovare un suo congiunto. Gli viene misurata la temperatura e se hanno una temperatura superiore a 37,5, soprattutto se devono fare visite, poi li accompagniamo su percorsi protetti, altrimenti gli chiediamo che contattino il loro medico di famiglia. Devo dire che la giornata è iniziata bene, è iniziata stamattina alle 6:30, noi abbiamo 4 varchi per ciascun ospedale principale presidiato da una ditta incaricata oppure da personale interno. Ad esempio a San Donà stamattina alle 11 abbiamo già registrato più di 250 utenti che dovevano fare le loro prestazioni che sono entrati, hanno ringraziato in alcuni casi di questo servizio perché hanno visto la serietà con cui ci stiamo approcciando e dobbiamo capire un po' sia la nostra struttura sia gli utenti come reagiscono. La vedono come un'utilità e non un'imposizione. Assolutamente sì, come un'utilità. L'unica cosa dove magari qualcuno si è lamentato è perché non facciamo entrare gli accompagnatori laddove non servono, perché facciamo entrare solo sulle persone fragili, i minorenni e ovviamente se c'è una barriera linguistica, sugli altri non servono, per cui li abbiamo chiesto gentilmente di rimanere fuori. Fino a quando continuerà questa tipologia di accesso agli ospedali? Ovviamente dobbiamo vedere un po' come varia in questo mese lo scenario epidemiologico, però ormai se abbiamo deciso di avere gli ingressi limitati sia per l'utenza che per i nostri dipendenti, direi che questo è un servizio buono e penso che lo terremo a lungo.